è un bel vedere. Sì, stai, ecco, brava, adesso ecco. l'avete sentita, Eccola, Emilia ha una voce. Adesso l'ascolto incomincia ad andare su. Qua che dobbiamo lavorare. Perché no? l'altra volta senza salendo? microfoni, Sentite come sale. senza microfoni, l'altra esatto. volta non abbiamo, purtroppo qua Pietro, che dobbiamo reinvitare alla diretta perché sabato non ha partecipato bene. Comunque, attenzione che sta per iniziare il secondo tempo della partita e noi siamo in diretta e diciamo che c'è stata una delizia comunque per il momento, che ci ha deliziato con la sua presenza e con qualche foto, diciamo, no? Vedremo le foto, le metteremo sul nostro profilo. Ma ricordaci Max come siamo come risultato per il momento? Siamo 2-1 per i Falchetti contro Ilia Banero, sicuramente, e con la S perché sono di più, uno solo non bastava. Vabbè, poi tu che esatto, vedi che ci suggeriscono. Speriamo che stavolta si senta la voce. Emilia, ci sei? Ciao. L'altra Sì, volta sono. purtroppo Ecco. Non ti abbiamo sentito, ma Per la prossima però ci sarai, va bene, dai. Ecco, inizia. Hai iniziato, vedi che non mi fai tempo, partire il cronometro, Max. Esatto. Poi abbiamo il numero che non ci vedo molto gramma. Benissimo. Allora, 2-1 per i Falchetti. Tra l'altro ho notato, e non so se l'avevi notato, nel frattempo Leba, gran dribbling, Leba la mette in mezzo purtroppo. No, volevo dire, non so se l'avevate notato, che non è cambiato il campo, non hanno cambiato il posizionamento, è rimasto sempre lo stesso. Questa è una cosa, diciamo, che mi ha sorpreso. Nel frattempo Leba cerca di attentare alla nostra postazione, non ce la fa per fortuna, che siamo anche un po' in bilico, no? Come cantavano i Negramaro, te lo ricordi quella canzone? Attenzione, Leba, tiro paratissima di piede di Mella molto bravo. Ce l'ha fatta, questa bella paratona. Bravo Mella, in questo caso complimenti a lui. Nel frattempo l'Empoli ha raddoppiato a Firenze, così lo dico per chi segue la Serie A, a sorpresa. Calcio a 5. Esatto, calcio a 5, quindi 2-1 dei Falchetti. Nel frattempo Palmieri rilancia dopo la metà campo, numero 15 delle Vedove. Ho memorizzato tutto. Le sa tutte. Prima, durante l'intervallo, non le sapeva tutte, ma comunque vi posso assicurare che si sta impegnando. Tra l'altro abbiamo una luminosità, devo dire, ottimale. Eccolo. Per fortuna ha ciccato il tiro. Nel frattempo vedete Leba che triangola, bellissima azione, il tiro che va a lato. Quando comunque Mella c'era. Ti stavo facendo perdere il gol. Ecco, lo so. Perché tu sei troppo esaltato. No, sono troppo esaltato. Era una bellissima azione, un bel triangolo. Tra l'altro, vediamo gli Habaneros che si fanno vedere sulla destra. Il numero 8 tira. Il numero 8 è... qual è il numero 8? Montagnier. Vedete che mi stavo confondendo. Montagnier. Il tiro adesso del numero 3 Marzona ha provato il... Gli Habaneros rimangono in attacco, naturalmente. Ricordiamo che le rimesse si fanno coi piedi. Bravo Max, mi piace perché ragioni da neofita. Attenzione, pericolosissimo, e tiro a lato, attenzione. Nel frattempo l'Empoli ha annullato il gol. Fiorentina 0, Empoli 1. Lo dico per chi stia preferendo. Diciamoci le cose come stanno. Questa è stata un'azione bella, però è mancato di poco il 2-2, voglio dire. Quindi in questo momento stanno gridando un po' vendetta. Allora, da giocatore, caro Max, ti dico che sembra facile, ma quando il portiere ti esce in quel modo, tu hai delle frazioni, hai una frazione di secondo per decidere dove indirizzare il tiro, quindi non è per nulla scontato il gol. Nel frattempo il capitano Aufiero in mezza scivolata, ricordiamo che la scivolata non è ammessa se sulla palla, Leba deve via e la palla va in fallo laterale. Vediamo che intanto la gente si sta collegando anche per il secondo tempo. Sì, piccola pausa per noi, attenzione, tiro, grande Palmieri. Palmieri fa una grandissima parata, questa è l'ennesima parata, questa è la quinta parata. Devo dire che Palmieri si sta dimostrando un portiere di ottima... Quinta parata di Palmieri decisiva. Ecco, se vuoi lo segno, numero 5, ecco. Nel frattempo, siccome c'è uno dei tuoi... attenzione alla palla in movimento, qua. Ha rischiato Aufiero,
ha rischiato nel frattempo un po' di rumorosità dalla panchina. Mella riprende il gioco per gli Habaneros. Devo dire che la panchina dei Falchetti è comunque più lunga, Sì, molto più lunga rispetto agli Habaneros, certo. questo Quindi hanno potrebbe, possibilità di riposarsi un pochino di più. potrebbe essere un vantaggio Alla lunga, anche sì. alla lunga, anche Sì. in virtù dei 50 minuti di gioco che il CSI di Pordenone, il campionato, questo è il girone B. Cercano la triangolazione, nel frattempo palla in rimessa laterale che batte Capitano Fiero per Salvatore Totò Palmieri. Ottima prova del portiere, Leba sulla fascia prova a vincere il duello, se ne va guadagna un calcio d'angolo, se ne va a ridosso del fallo laterale, come vedete. Palla in mezzo e c'è stato Delle Vedove che ha provato a... No, non c'è nessuna chiamata da parte dell'arbitro. Nel frattempo Mella lancia sul fallo laterale, questo è molto pericoloso, Bellissimo, questo giocatore. Bellissimo il capitano Fiero, no? Sì, è molto pericoloso Pongan. Vediamo Marzona passa la palla al numero 11, l'11, vedi che mi manca l'11 degli Habaneros. Nel frattempo Fiero perde palla, attenzione, 2 contro 2, il numero 10 tira ma Palmieri ancora una volta, devo dire, questo ragazzo che è Palmieri veramente sta facendo miracoli. Questo ragazzo classe è un gatto, mamma mia. Leba aveva tentato il disimpegno deviato e a momenti causava un gol incredibile. Per fortuna non è successo. 2-1 per i Falchetti. Delle Vedove da pivot cerca di difendere il pallone, lo riguadagna per Leba che passa di nuovo a Delle Vedove, calcio alto di Delle Vedove, peccato. Ancora 2-1 quando sono arrivati i 6 minuti in questo momento, è ancora lunghissimo, mancano 19 minuti più recupero. 2-1 per i Falchetti sugli Habaneros, partita devo dire molto bella anche per chi ci segue da casa. Pongan il numero 11, il 10 è Garofalo, grazie chi ci aiuta, 10 Garofalo, perché purtroppo ci hanno dato la lista sbagliata. Chiediamo venia ai ragazzi delle Habaneros. Esatto, 10 Garofalo, 11 Pongan. Chiediamo scusa di nuovo agli Habaneros, ma questa era la lista che ci hanno dato. Probabilmente hanno cambiato delle maglie, del numero di maglia. Leba recupera, attenzione Leba, se ne va, passa troppo laterale per Delle Vedove che era pronto per il tap-in. Vuole far tanto troppo da solo, forse doveva darlo un po' prima. Attenzione che ti mette la pizza con qualche ingrediente strano, sai che lui è sponsor tecnico anche dei Falchetti. Prova di testa il numero 10 Garofalo, adesso abbiamo detto giusto. Garofalo il numero 10, il numero 11 è Pongan. Garofalo ancora. Delle Vedove si fa saltare dal numero 8, attenzione, numero 8 che dà al numero 19, ancora il numero 10, è sempre lui, è la Garofalo chiede il cambio ed è 2-2, quando sono passati 7 minuti e 20 secondi, poco più, il 2-2 di Garofalo. Pongan il numero 11. Ok, quindi comunque tutto da rifare, tutto riaperto, dal 2-0 per i Falchetti si è passati al 2-2 per gli Habaneros. Partita diciamo tutta in equilibrio. Adesso sì, adesso potrebbero subire il contraccolpo psicologico i Falchetti, speriamo di no, però avremo una bella partita fino alla fine. Ricordiamo che sono passati già 8 minuti dall'inizio del secondo tempo. Ecco, a questo proposito vado un attimo a recuperare i precedenti che il buon presidente Pietro ci aveva mandato quest'oggi, perché è la quarta sfida tra Habaneros e Falchetti. Nel 2022 in ottobre vinsero 4-2 in casa degli Habaneros con reti di Tripodi, Ambrosio, Giannone e Bombacigno. Ricordo intanto punizione per i Falchetti. A Morsano il 30 gennaio di quest'anno 4-2 di nuovo per i Falchetti con reti di Palmieri, Delle Vedove, Tripodi e ancora Palmieri, Massimiliano, non ovviamente Salvatore che gioca in porta. E poi nella finale playoff, nonostante i 2 successi dei Falchetti, vinsero gli Habaneros per 4-2. Adesso siamo 2-2.
vedremo come questa quarta sfida si orienterà. Leba sulla palla naturalmente cercherà di fare Nel frattempo le indicazioni di mister Centis. due distanze. Leba proverà la conclusione? Sì, deviata dalla difesa, da uno dei difensori che si era messo a protezione della rete. Nel frattempo si incarica Ruiu della rimessa, probabilmente la passa a Leba che calcia Delle Vedove, attenzione di forza, non trova il guizzo vincente purtroppo Delle Vedove. Una bellissima reazione dei Falchetti che hanno tentato di riportarsi subito in vantaggio. No? Hanno cercato insomma di rifare qualcosa. Ecco, Arianna ci dice si sa che gli Habaneros vanno meglio nel secondo tempo, vedremo se la tua profezia sarà corretta. Nel frattempo ma questo ha una sua logicità. Non ha sbagliato. Tiro deviato, ma Palmieri fa buona guardia. Passa Ruiu, vediamo sulla destra, la passa per Delle Vedove che ha tutto il tempo di stoppare, guardarsi attorno e decidere cosa fare. Ancora Ruiu, non c'è il pressing degli Habaneros, quindi Leba, vediamo il movimento che chiaramente serve per creare spazio. Delle Vedove da pivot mantiene la palla, c'è un fallo non fischiato dall'arbitro, nel frattempo Ruiu interviene e recupera pallone. Leba si gira, prova la conclusione col mancino, il tiro deviato va in rimessa laterale che è per i Falchetti. Devo dire azione notevole dei Falchetti, stanno cercando in tutte le maniere, cambiano nel frattempo. È entrato il numero 8 De Caro per Delle Vedove, palla non si sono capiti Leba e De Caro purtroppo, palla che vola e finisce in fallo laterale per gli Habaneros. I ragazzi di Fontanafredda hanno raggiunto il pari poco fa e adesso provano con un tiro ben salvato. Questa è un'altra ennesima, siamo già a ben 7 parate importanti del nostro portiere, del portiere dei Falchetti. Devo dire che questo ragazzo del 67, avete capito bene, del 67 sta facendo, devo dire, la differenza. E questo, in questo momento e questo la dice lunga comunque sulla potenzialità del calcetto. Si può giocare a tutte le età. Nel frattempo rimessa laterale, palla al centro per Leba. Attenzione ai contropiedi degli Habaneros, se ne va il numero 19, il tiro, ma ancora un gatto. Ancora un'ennesima parata di Palmieri, applauso anche da parte nostra. Scrossano gli applausi nella tribuna. Attenzione a De Caro perde palla ma cerca di riguadagnarla, tiro da fuori di punta, Palmieri era battuto e io non ero riuscito a seguire l'azione. Praticamente un tiro di punta, come si... Scusa, non ero riuscito a seguire l'azione. Eccoci, pronti per... De Caro da pivot, fallo, guadagna un'ottima punizione sulla tre quarti. L'ha tenuta bene, devo dire. Quindi fallo ben guadagnato, perché questo è un fallo guadagnato, bisogna dire la verità. Si è girato bene e si è fatto fare fallo. No, dicevo, una cosa importante che comunque anche la reattività del portiere, lui Salvatore lavora molto anche con i piedi e sembra facile vederlo dall'esterno, ma praticamente lui nonostante fosse a terra è riuscito coi piedi a avere quel guizzo per la parata, non è una cosa da poco, ve lo dico da ex giocatore di calcetto. Allora De Caro si incarica lui della punizione sulla tre quarti, la guadagnata e se la tira, la deviazione della barriera. Nel frattempo Ruiu pressato libera e la butta nel campo avversario. Ripartono via a Habaneros. Altro parastinco che vola, speriamo che lo recuperino. Ringraziamo innanzitutto coloro che si sono collegati con noi, specialmente il popolo casertano che segue con amore e con passione i Falchetti. Sì, ma deve seguire. Attenzione il numero 19. Assolutamente, vi invitiamo a seguirci, non solo a guardare la diretta, anche perché sarete avvisati di tutte le trasmissioni. Vi possiamo già anticipare che il 6 di novembre saremo a Fagnigola a filmare la partita tra Fioreria Tolusso e Scafati Futsal.
dove ci sono gli amici Alessandro e Francesco. Intanto dobbiamo dare l'appuntamento a sabato, ore 13:45 per la diretta su Ogni sabato, ragazzi, alle 2:15 con il caffè e la brioche o il caffè e i biscotti, come volete voi. Ospiti e tanto altro. Vi invitiamo a scriverci ovviamente nei numeri che vi abbiamo comunicato tramite la mail che vi è arrivata dalla segreteria del CSI, questo per le squadre collegate. Ovviamente adesso ha richiamato l'arbitro al silenzio, diciamo, per le proteste probabilmente della panchina dei Falchetti. Tiro, vediamo, molto alto. Beh, è finito, diciamo... È un tiro che purtroppo con lo sbilanciamento del corpo è finito dietro, troppo alto. È finito in quelle... Attenzione, vedo un po' di commenti nel frattempo. Mitica Arianna da parte di Marco, fatta entrare Di Zenzo. Betto, manchi tu in porta, infatti ci aveva detto il dirigente degli Habaneros che avevano un'assenza tra i pali. Sì. Speriamo. Però, insomma, devo dire che il portiere si è difeso bene. Sì, speriamo, innanzitutto auguriamo. Devo dire che Mella comunque ha fatto una bella parata. Auguriamo comunque al portiere degli Habaneros una pronta guarigione per la prossima partita. È stato ben sostituito, diciamoci la verità. Ha fatto alcune parate decisive, bisogna dire le cose come stanno. Beh, nel frattempo 2-2 quando siamo arrivati vediamo quanti minuti, 15 minuti, ne mancano 10 in questa ripresa. Leva sta per battere la punizione, lo vediamo qui, cerchiamo di inquadrare il più possibile, parte Leva, passaggio per Ruiu che calcia pericolosamente, un tiro un po' centrale, caro Max. Comunque Mella non si è fatto sorprendere nonostante la conclusione fosse piuttosto centrale. Fallo fischiato su Leba che aveva urlato anche perché riteneva fosse fallo. L'arbitro comunque l'arbitro ha prontamente fischiato nonostante le proteste di uno degli Habaneros, ma d'altronde si sa, è l'arbitro che ha visto bene, noi non possiamo giudicare. Bisogna essere onesti. Attenzione, vedremo innanzitutto guardate dal punto di vista tecnico come mettono la barriera, sono 3, quindi potenzialmente ci sarebbe un uomo libero. Se fossi Ruiu starei un po' più verso destra perché infatti vedete che è successo quello che avevo preannunciato, ovvero la posizione in attacco deve essere più verso la porta perché con 3 in barriera avevi degli spazi liberi. Questo Max mi permetto di dirlo dall'alto della mia esperienza di calcio a 5. Attenzione Mella, la palla non è entrata, in 2 tempi, forse 3 tempi la parata di Mella. Attenzione al numero 11, palo, caro Max. Questo è il secondo, diciamo, legno che beccano. È anche il terzo forse, Percentuale possesso, Max, sempre Sasha che ti tira in ballo, ovviamente. Mannaggia, Sasha. Ti ha preso in simpatia. Grazie Sasha, ti vogliamo bene. Esatto. Time out nel frattempo, quindi per 1 minuto cercheremo di tenervi compagnia. Max, adesso posso finalmente parlare, hai parlato sempre tu e quindi adesso ogni tanto posso dire la mia. No, scherzo, giustamente bisogna essere anche obiettivi, insomma, lui è un ex calciatore, si può dire così. Purtroppo ho perso le scarpe a chiodo. Si è dovuto ritirare per ovvi motivi, però ne sa più del sottoscritto. No? Pensavo che dicessi ne sa una più del diavolo. Beh, quello può essere, insomma, no? E quindi io cerco di difendermi, come sapete io sono esperto di tennis, ma anche puoi inquadrare gli Habaneros? Beh, io sì, nel frattempo è brutta l'inquadratura. Ecco, bravo, hai ragione, si scusa. Comunque, nel frattempo hai bloccato. Sì, ho bloccato. Che siamo al 17° minuto e 21 secondi, quindi ci siamo. 2-2 siamo. Beh, certo. Siamo 2-2. Ha detto, guarda, ringraziamo Sasha perché ci ha ringraziato anche lui. Ma è super da ringraziare. Tutti quelli che commentano già li Esatto. Se poi venite qua a Morsano la prossima volta, anzi vi dico, la prossima partita sarà il 13 di novembre, quindi appuntamento per quanto riguarda noi su YouTube ci vediamo ogni sabato alle 13:45, salvo sorprese. No, Vabbè.
però su Instagram ovviamente ogni tanto potrebbe capitare, ogni momento è buono per una diretta, come abbiamo fatto prima. Nel frattempo si lotta, attenzione, il tiro sinistro ha cercato l'angolino. È rientrato Garofalo, mi pare, non dico male. Magari dico male. Garofalo è il numero 10, ma io vedo 19 sui pantaloncini, ma Garofalo è questo qua. Sì. E questo ragazzo sulla fascia, Leba salva tutto, attenzione, ecco questo è Garofalo, contrastato da Gargano, Garofalo va verso il centro, la passa al compagno, nel frattempo Ruiu interviene e scaccia la minaccia, faccio anche la rima. Beh, ma è giusto, tu devi fare le rime ogni tanto, perché altrimenti... Bravissimi telecronisti, anche Nazareno, ti invito a darmi l'Iban, anche lui. Leba, Tra l'altro mio collega, quindi dovrò... Dribbling, però, E qua corse c'era un mezzo fallo. Però l'arbitro l'ha ritenuto non decisivo. Attenzione al secondo palo, ma era rientrato Leba, calcio d'angolo. Diciamo in quelle parti un po' più basse. Attenzione, stop, pericoloso, non va. Ruiu caccia via la palla. Via. Come si faceva ai miei tempi, difesa va spazzata sempre. Dice Sasha che sarebbe venuto a giocare, ma manca il passaggio. Allora la prossima volta bisogna organizzare i mezzi di trasferimento. Intanto chiedi a Sasha se ti sta seguendo su YouTube, perché se non ti segue è inutile che... Allora Sasha, mi raccomando, vai ad iscriverti al canale e metti la campanellina, così verrai avvisato di tutte le dirette. Gargano nel frattempo, passaggio troppo debole, 2 contro 2, attenzione, la salva Ruiu. Nel frattempo Centis, l'allenatore dei Falchetti. È sempre decisivo, ha salvato un sacco di situazioni, tiro. No look, tiro no look, però nel frattempo c'è anche Mister Centis che richiama ad una maggiore attenzione il suo attaccante, perché quelle palle perse sono molto pericolose in attacco, creano un contropiede, quindi una ripartenza, devo dire, pressoché pericolosa. Nel frattempo si soffre perché siamo sul 2 a pari, ma adesso è arrivato un momento in cui, attenzione, cercano il triangolo. Quando mancano 5 minuti e mezzo, siamo arrivati a 19 minuti e 30 secondi in questo momento, è un momento, devo dire, molto importante della partita, perché adesso un gol a favore di una o dell'altra squadra potrebbe essere decisivo. Certo. Leba scambia con Gargano che prova la conclusione mancina, Mella in 2 tempi salva tutto ed era calcio d'angolo, Vediamo se qualcuno si appresta a battere, va il numero 5 Grama, autore del primo gol. Sì. Grama, autore del primo gol, prova il passaggio per Ruiu che calcia direttamente, tiro deviato. Di nuovo calcio d'angolo. Max alza la voce, mi dicono. Devo alzare come? La testa ha la voce. Eva ci prova da fuori, ma niente da fare. Ma si riparte ancora con i Falchetti in possesso palla. Ruiu, Palmieri e poi Leba. Si riparte. Oh, sembri quasi una persona seria. certamente. Scusate la battuta, ma insomma. E qua c'era fallo, fallo di mano, e l'abbiamo preconizzato. Sì. Mi piace questo termine? Grama da fuori. Tiro da fuori. La parata poi del portiere. Leggermente deviato forse. Palla lunga che cerca di sorprendere Palmieri. Totò fa buona... Erroneamente chiamato Mela, ma è Mella in realtà il portiere. Mella. Vabbè, bisogna essere più precisi. Esatto, bravo Max, mi piaci perché riconosci l'errore e noi ne facciamo tanti, ma stiamo cercando di migliorare. Gargano passa a Ruiu prova la conclusione da fuori deviata, vediamo se Mella salva. E tra l'altro sfrutta l'area piuttosto larga, perché in altri campi sarebbe stato a rischio. Sì. Ovviamente c'è la linea verde, attenzione, lasciato libero, pericolo, altro palo da parte degli Habaneros. Quando devo dire che comunque il numero 10 Garofalo è veramente eccezionale, bisogna dire la verità. Ha fatto una partita bellissima, mancano 30. No, mancano circa 4 minuti, 3 minuti e mezzo alla fine del secondo tempo e alla fine della partita. Sì, siamo fermi a 21 minuti e 38 secondi, time out. Penso che sia l'ultimo. Vedete, nel frattempo stiamo inquadrando anche la mascotte, vedete che c'è la mascotte, non mi ricordo il nome, vediamo se mi suggeriscono. Oana, ecco, vedete che però si sta facendo quasi una pennica,
quasi. Sia stato un momento di stanca della partita, probabilmente. Continuo a ringraziare tutti Tre quelli che si sono pali si collegati tira a con rigore, noi. no, caro Nazareno, purtroppo... Cosa è successo? No, diceva No. tre pali si tira a rigore, sul 2-2 non è come al campetto. no. Allora, sul 2-2 si rimane 2-2, la partita finisce in pareggio. Io direi che è così, no? O no? Sì. Nel frattempo Oana vuol dire famiglia, mi dicono dagli spalti, vedi che cheat, qua ringraziamo Dan per la precisazione. Vedete che ci ascoltano, qua siamo pronti a essere tacciati di ogni cavolata che diciamo, bisogna stare attenti, anche perché c'è gente che ci guarderà domani, probabilmente, indifferita. Nel frattempo Leba palla al centro, Gargano la stoppa ma non riesce a contenere, ritentano gli Habaneros, tiro fuori, attenzione perché adesso la partita è ripartita, scusate la ripetizione, all'improvviso ci può essere quando mancano 2 minuti e mezzo, 2 minuti alla fine, adesso siamo veramente nella fase finale e calda del match. Grama purtroppo passa cerca di passare ad Aufiero, viene 3 minuti intanto alla fine della partita. E anche meno perché purtroppo mi sono fermato un attimo e credo di aver perso qualche secondo. Vabbè, non importa, comunque. Leva, niente. Messa da fondo per i... Comunque Max, devo dire che stiamo tenendo botta, neanche noi siamo abituati a questi 50 minuti, devo dire piuttosto movimentati. Comunque c'è un ottimo intervento. Presso. Stanno cercando tutte e due le squadre di vincere la partita, diciamoci la verità. Ottimo intervento di Aufiero. Vediamo Gargano che dovrebbe tenersi dietro la linea della palla per essere più pericoloso. Attenzione Leba, fallo probabilmente, dà il vantaggio Aufiero. Ancora 2-2 a 1 minuto circa e mezzo alla fine della partita. Ricordiamo al pubblico che stiamo trasmettendo la diretta di Falchetti Calcio 5 Habaneros, valida per la Serie B, seconda giornata, campionato CSI. Forse l'ultimazione per i Falchetti. Oh, manca ancora tanto Max, c'è anche il recupero probabilmente. Gargano mantiene il possesso. La palla Grama che ripassa indietro da Fiero. Fase, diciamo, in cui i Falchetti cercano di trovare il pertugio giusto. Grama va per l'assist, ma Gargano non riesce a passargliela. Habaneros in cerca del 3-2. La partita per il momento è ferma sul pareggio. Vediamo se qualcuno esce. Tiro deviato da Leba. Fallo laterale per gli Habaneros che chiudono in attacco questa partita. Ringraziamo Le Flo che ci dice: Max Enrico siete bravissimi, quindi grazie mille. Attenzione Leba in contropiede, potrebbe però è seguito da 3 avversari, il tiro deviato, guadagna un calcio d'angolo. Questo potrebbe essere forse, no? 1 minuto alla fine della partita. Palla lunga deviata, calcio, attenzione a Palmieri. Mamma mia, si è salvato buttandola in fallo laterale, era un tiro pericolosissimo. Una palla sparata alta a campanile, sono sempre micidiali. Nel frattempo Arianna che tifa probabilmente per gli Habaneros. Andiamo ragazzi concentrati con il simbolo del piccante, no? Del peperoncino. Sì, ma l'Habanero è diverso. Va bene, comunque. Vabbè, dai, non c'è l'emoticon. Finisce la partita. E quindi in questo secondo tempo applaudiamo. Bellissima partita, ricordiamo partita in vantaggio 1-2 per i Falchetti, 2-1 fine primo tempo, e poi 2-2 a fine della partita. Comunque il pareggio devo dire che meritato, direi giusto. Va bene, adesso vediamo se riusciamo a beccare il presidente. Presidente, venga un attimo per una veloce intervista, così verrà qua, magari ci spostiamo. Eccolo qua il presidente. Buonasera caro Pietro, eccolo qua, vedi che sei qua, siamo nel parterre. Max, devi guardare qua però, guarda che bello. Oh, guarda la telecamera perché sennò... eccomi qua. Allora Pietro, cosa ci dici? Guarda là, gli amici di Caserta, cosa ci dici di questo 2-2 tra Falchetti e Habanero? 2-2 sofferto, si conosceva la caratura dell'avversario, come avevo già accennato.
con loro abbiamo fatto sempre delle grosse battaglie. Guarda la telecamera. Stamattina ne avevamo parlato e Sì. lui mi aveva detto che gli Habaneros erano veramente tosti, no? Sì, Per cui infatti se lo l'hanno ricordava, dimostrato, hanno dimostrato sì. perché hanno fatto tante azioni. Difatti, devo dire la verità, io ho detto che il portiere vostro è stato il migliore in campo, perché secondo me se devo fare uno, Palmieri ha fatto veramente 6-7 Sì, parate sì. decisive per salvare il risultato, bisogna essere vero, sinceri. è vero. Però Anche noi avete- abbiamo avuto le nostre occasioni che abbiamo certo. sbagliato, Però devo dire che e avevamo Palmieri anche, veramente ha anche delle dimostrato di assenze molto importanti noi, ragazzi, sì. certo, quindi sei d'accordo con me che Sì, il portiere sì. comunque ha Diciamo dimostrato, che Leba comunque il bravissimo, pareggio però è un risultato giusto. Esatto. Adesso magari intercedi per noi, per mandarci il vostro coach qui ai Sì. microfoni. Di Lo solito mando subito. Daniele è abbastanza restio, specialmente visto che la fine della partita è di qualche minuto fa, magari ancora la tensione. Deve sbollire un po' la rabbia e la tensione. Ok. Comunque grazie Pietro, ci rivediamo Grazie, qua a buonasera a Morsano il 13 di novembre, giusto? Ricordo bene. Buona Bene. serata a tutti. Grazie, buona Grazie. serata anche a voi. E nel frattempo Max, se riesci a trovarmi un'inquadratura, esatto. adesso arriva il mister che ci Dovrebbe farà arrivare il mister. un'analisi di questa partita, grande mister. Guarda caro amico. Saluto tutti. Perché se no, Caro mister amico Pischi. Daniele, eccolo qua, guarda Ciao la a telecamera, tutti, ciao, ciao, ti ciao. metto il microfono Grande, così grande. Qua, ci comunque, sì. ci Ciao a sentono. tutti. Allora, Ecco, guarda la telecamera. Pareggio meritato? Partita molto combattuta, Sì. con due belle squadre, pareggio meritato e giusto, secondo me pareggio Io ho dato giusto. però, Giusto. correggimi se sbaglio, io ho detto che il portiere vostro è stato il migliore in campo, nel Sì, senso sì. ha fatto veramente Sì, ha 6-7 fatto, parate sì, decisive, determinanti. avete avuto anche voi tantissime occasioni, però loro 2-3 Sì, traverse, sì. insomma Loro molto c'è bravi stato... a giocare sul pivot, il pivot a scaricare, Bravo, esatto. a scaricare dietro, una bella squadra. Mi è piaciuto il lavoro sul pivot, chissà perché. Molto bello, sì. Vengo da esperienze, Esperienze con anche con te. Sì. Comunque è una bella partita, il pubblico si è divertito. Certamente, e noi abbiamo fatto il nostro. Allora Ok, Daniele, abbiamo cercato intanto di la fare prossima in qualche partita modo- sai già l'avversario, giocate in trasferta, Giochiamo no? in trasferta. Ok, quindi 2 gare in Sì, trasferta sì. secondo me. Adesso vado a vedere, giusto che così lo commentiamo con te velocemente, perché la prossima partita, adesso te lo dico subito, perché noi ci rivedremo qua a Morsano il 13, il 13 novembre. quindi fra 3 partite. Vediamo adesso il calendario della B, se lo trovo. Siamo in diretta, il bello della diretta è anche questo, eccolo qua, calendario andata, eccolo qua. Quindi Falchetti, siete contro il Pigozzi Team a Calderano, venerdì 3 novembre alle 21:15. Quindi Esatto. campo di Calderano che tra l'altro è piuttosto piccolino, se ti ricordi. Non ho presente in questo non te lo momento ricordi. e noi sui campi piccoli soffriamo perché abbiamo impostato la squadra su gioco largo, sulle fasce, quindi soffriremo sicuramente. Comunque ce la giochiamo. Insomma, andate lì a vendere caro la pelle. Se la grinta è questa, comunque vendere caro la pelle. E poi giocate un'altra trasferta contro Boca Senior al Valery Space a Pordenone, che lì il campo invece è grande, abbastanza grande. Esatto. Quindi Daniele, grazie e buon proseguimento di serata. Grazie. Vuoi dire qualcosa prima di salutare? No, questa iniziativa è molto bella. Sì, grazie. Ringrazio Enrico E Max e spero che altre squadre come noi ci invitino. vi invitino a queste belle dirette perché sono molto interessanti, molto belle e danno anche una sensazione di entusiasmo al di fuori del nostro tifo. Noi ce l'abbiamo messa tutta. Esatto. State facendo un bel lavoro e complimenti. È venuta, devo dire, una bella diretta, senza tanti movimenti strani, per cui devo dire... Domani avrai il piacere di riguardare la partita. Certamente. E potrai vedere i pro e i contro. Certamente ci servirà per capire alcuni errori fatti, per capire quelle cose e belle ci puoi anche che aiutare abbiamo per fatto. capire se dobbiamo fare inquadrature diverse che ti possono andare ancora meglio, perché noi possiamo aiutarti anche da questo punto di vista. Va bene, grazie, ciao a tutti, grazie mille. Salutiamo con questa uscita dell'allenatore dei Falchetti, possiamo salutare il pubblico che ci ha ascoltato fino adesso, ringraziamo tutti quelli che sono stati collegati e ci diamo appuntamento a sabato ore 13:45 Calcio 5 Show con tantissimi ospiti e chissà che magari proprio qua. Ma Daniele non lo so, se vedremo. Ciao a tutti. Ciao Daniele. Un saluto allora da Morsano, qua Max, non so, io sto guardando la telecamera. Adesso noi ci possiamo sbizzarrire, naturalmente. È stata una bella si diretta. sentiva bene, ragazzi. Sì. Beh,
Io ho No, cercato no. di parlare perché non volevo farmi sentire, eri tu quello che insomma... Ero io quello che sparava, A la sparava a grossa. 1000. Nel frattempo Gaiarine, sì, Calderano è vicino Gaiarine. Sì, sì, sì. Più anche nel frattempo stanno provando. Volete vedere? No, perché questo proposito il spostiamo, adesso vedete qua. il presidente C'è ancora qualcuno che si mette, sì, vedete, no, specialmente anche queste perché cose qua, il presidente Pietro Sì. aveva cercato di fare, una squadra femminile, ma Sì, sì, vedo sì. che comunque potenzialmente c'è, vedi che sono in 3 che giocano, quindi Pietro prendi appunti perché qua vedi potenzialmente c'è già qualche giocatrice. Bene, io direi che È tutto da Morsano. da Morsano Tagliamento è tutto, aspetta che ci salutiamo così. Esatto. Diamo un saluto a tutti quanti. Ciao a tutti. Ciao a tutti, Un ci saluto. sentiamo alla prossima, mi raccomando. Sabato 13:45 Calcio 5 Show, non perdetelo e iscrivetevi al canale YouTube, altrimenti vi perdete le nostre dirette. Punto e stop. Esatto. Ciao a tutti. Ciao.